Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata, a questo nuovo incontro di 5 domande A che il Comitato Progetto Comune ha ideato per poter stare sempre a contatto diretto con personalità della nostra città che abbiano un significato e che dimostrino di fare veramente qualche cosa per tutti noi. Oggi sono molto felice e onorata di avere con noi una persona con cui ho già avuto a che fare, ma poi ne parleremo tra poco, ed è Marco Toso Porella, che è qui accanto a me, e ti ringrazio Marco per aver accolto il nostro invito. Grazie a te dell'invito, è un piacere venire qui a interloquire con te, a parlare con te. Grazie. Allora, dirò come al solito qualche notizia del nostro ospite. Marco Toso Porella è un artista veneziano, direi a 360 gradi. Fa tante cose ed è tante cose. È pittore, scrittore, musicista e ricercatore storico. È nato e vive tuttora a Murano, quindi lontano ma in un posto veramente meraviglioso, e di professione è pittore su vetro di Murano nella continuità di antiche tradizioni familiari, e qui parliamo di più di 6 generazioni. È compositore, arrangiatore, cantante e dirige le 2 formazioni corali più celebri nel territorio veneziano, cioè la Vocal Skyline e la Big Vocal Orchestra. Quest'ultima è la più grande orchestra vocale d'Europa con oltre 300 elementi, per le quali cura non solo la direzione ma anche gli arrangiamenti vocali e le coreografie. È scrittore inoltre di saggi storici e romanzi. Vorrei finire con un'ultima cosa particolare, cioè Marco viene chiamato in molti modi, viene definito, anche perché effettivamente di qualifiche proprio sul campo ne ha tante, ma quello che è più vero e originale, una cosa che ho appreso da pochi giorni, viene definito uomo e artista del Rinascimento, e in questo modo infatti viene definito spesso dalle persone che vengono da oltreoceano, che provengono dagli Stati Uniti e che vedono per la prima volta anche solo una parte della sua produzione artistica. Questa quindi è una definizione, è giusto quello che ho detto? Diciamo che è talmente spontanea nella sua immediatezza che effettivamente noi che siamo europei siamo un po' più stratificati nel nostro definirci. You are a Renaissance man, questo mi ha colpito, infatti sì, potrebbe essere calzante, togliendo via quel vestito di modestia che ci permette, potrebbe essere calzante, sì. È una cosa originale, quindi è giusto. Certo. Ecco, una novità di oggi è che ho chiesto a Marco di portarci una testimonianza visiva della sua attività, e infatti abbiamo qui che scorrono le immagini di concerti. Se vuol dire magari proprio 2 parole su quello che stiamo vedendo. Questo è il concerto dei Goldoni fatto dai Vocal Skyline, che è appunto, come presentavi all'inizio, una delle 2 formazioni che dirigo. È la formazione, diciamo, dei giovani, sì, perché il repertorio che propongono e anche il loro stare in palco è molto giovane. Poi ne parliamo. Certo che sì. Ecco, allora, per introdurre le 5 famose domande, sì, devo anche fare una piccola introduzione. Cioè, io conosco Marco da anni e insieme abbiamo realizzato 2 concerti bellissimi che sono rimasti nella storia della Chiesa della Pietà. E l'intensità della voce e di espressione di ogni singolo corista, quindi di ogni singola persona, giovane o anche meno giovane, unita ovviamente all'evidente passione e professionalità di Marco, devo dire che hanno creato un'atmosfera indimenticabile, e ancora adesso ne parlano perché le persone che sono venute, anche perché hanno saputo tutti coinvolgere il pubblico, tutto il pubblico ha partecipato, anche le autorità che erano presenti a quelle due occasioni, quindi credo che anche tu abbia un bellissimo ricordo di quel. Certo, tra i più belli della mia carriera musicale. Bene, mi fa piacere. Bene, quindi Marco, parliamo appunto del coro, anzi dei 2 cori, perché sì, abbiamo visto che sono 2. Come e quando sono nati e quante persone ne fanno parte, e che percentuale di giovani ci sono in questi 2 cori e la loro età media? Sono tante domande, ma è per inquadrare la questione. Allora, nel momento di fondare, diciamo, queste 2 realtà corali, eravamo partiti appunto con il presupposto di creare 2 offerte, 2 lingue in un certo senso, di creare 2 codici per poter comunicare agli altri e per fare in modo che gli altri potessero comunicare con un linguaggio universale, quale la musica è. Ecco che assieme a Cristina Pustetto, che è il presidente dell'Associazione Culturale Penelope, che salutiamo perché certo, anche lei è una nostra, sì, cara amica, abbiamo creato, come dire, questa specie di loft, nel senso di spazi senza confini. Non c'è
un qualcosa che contraddistingue questi due cori dal punto di vista vocale, gospel, classico, polifonico, pop, no, è tutto di più. Questo per fare in modo di poter parlare il più possibile e per poter ascoltare, perché è molto importante la reciprocità di ciò che si vuole comunicare. Ecco che queste due realtà hanno superato le nostre più rosee aspettative, perché la Big Vocal Orchestra, appunto come dicevi tu, è il coro più numeroso d'Europa, se sommiamo appunto le due realtà corali. Questo perché appunto c'è bisogno di trovare un qualcosa che accomuni le persone. Poi andiamo un attimo un po' a approfondire. Certo. E per i ragazzi invece lo stesso, ho cercato di creare assieme a Cristina e a chi gestisce con me questa cosa una specie di spazio comune, ovvero un qualcosa dove non sia già scritta la traccia, il segno matita, lo schizzo, dove il ragazzo deve riempire appunto o unire una linea di puntini, ma che possa trovare il suo spazio per essere se stesso. Poi nel momento in cui dovremo anche gestire questo momento di grandissima difficoltà, ti spiegherò come ho cercato di ovviare alla mancanza dello stare insieme fisicamente. Insieme, che è una cosa che naturalmente è mancata a tutti, ma soprattutto in un coro in cui ci vuole veramente l'unione anche fisica per andare all'unisono, deve essere sicuramente una questione molto delicata. Quindi diciamo abbiamo visto, lo vediamo anche dalle foto, che ci sono molti giovani. Sì. E qual è l'età media dei giovani che ci sono? Ma andiamo dai 18 che entrano, sono quelli che entrano adesso, sì, ai 29-30, alcune eccezioni superano i 40, però sono quelle che hanno cominciato un percorso di 10 anni, nel senso che alcuni sono andati per motivi di lavoro, per motivi di studio, per motivi anche di trasloco, perché sì, ci sono anche i ragazzi che vengono a Venezia per studiare, che restano qui un periodo, entrano nel coro, entrano in questo meraviglioso treno in corsa, certo, e poi a molto malincuore ci salutano per andare per tornare a casa. Comunque parliamo di un'età media tra i 20 e i 30 anni, insomma, che è proprio l'età che interessa a noi di Progetto sì, Comune, perché noi vorremmo andare incontro a questa fascia di età, perché non è quella degli adolescenti che hanno già delle problematiche ovviamente particolari, e neanche quella delle persone più grandi che sono giovani uomini e giovani donne e che quindi hanno delle altre possibilità sia di svago ma anche di impegno artistico e culturale. Quindi secondo te qual è la spinta che fa avvicinare i giovani che per esempio sono entrati nel tuo coro al canto, e che cosa si deve fare per entrare nel coro, e che cosa fanno normalmente? Tu hai detto che che ce ne sono tanti di studenti, ma ci sono anche persone che lavorano, ci sono ragazzi che fanno attività particolari? Diciamo che è un percorso, come la vita. Tu cominci con un'idea, cominci un qualcosa con una tua anche utopia, cioè trovare un momento di aggregazione, di stare insieme. Può essere la squadra di calcio, ma la squadra di calcio è settoriale, può essere l'idea politica, ma anche quella è divisiva, può essere la fede, ma ognuno la vive in maniera diversa. Ecco che il coro invece è un linguaggio talmente immediato, talmente forte, che, come dire, all'inizio vieni per cantare, poi ti accorgi che vieni anche per cantare, perché poi si creano dei microcosmi all'interno, proprio infatti di rapporti umani, che se tu gli chiedessi adesso ma perché sei qui, difficilmente ti direbbero per cantare, direbbero quasi perché così. È bellissimo questo, perché ci sono tante altre cose, tanti altri valori che hanno scoperto, ma questo è veramente importante. Ma il paradossale è questo, che è proprio la mancanza cioè tu non gli passi un testimone, loro lo prendono uguale. Paradossalmente tu non gli lasci un qualcosa di definito, perché addirittura sei tu che cerchi di adattarti a loro. Io nel momento in cui propongo un repertorio, non è quello, a me piace Monteverdi, ma è possibile pretendere che i ragazzi per il pochissimo tempo che hanno si approccino a quella musica barocca in maniera spontanea, cioè la vivono come una specie di obbligo. Io per esempio ho scoperto I Promessi Sposi dopo la scuola, ho scoperto Divina Commedia dopo la scuola, perché la maniera con cui veniva presentata era una specie di dovere morale, che morale, dovere assolutamente d'obbligo, che ti toglieva il piacere di fare quella cosa. Adesso è un interesse invece. È diverso. Ecco che la musica può avere questo, cioè puoi presentare un qualcosa che sembra una cosa, ma strutturata in maniera tale che puoi fare l'operazione dell'inno, per esempio, è sintomatica, perché ho preso un inno del Settecento,
assieme a mio figlio Riccardo, che ha 23 anni, l'abbiamo elaborato insieme. Io ho fatto la parte classica per far dire, noi veniamo da qui, vediamo cosa è successo, vediamo il morphing, la metamorfosi. E loro, senza accorgersi, hanno cantato prima un inno del Settecento e poi un inno fatto da loro, trasformato da loro. Parliamo di che inno? Parliamo di Spirito di Dio, che è allora, Venezia non aveva un inno ufficiale, anche perché alla sua caduta non era ancora entrata nell'ottica della nazione di vedersi rappresentata da un canto. Il primo inno, fra l'altro 1736, è stato proprio God Save the King in Inghilterra, però ancora non era ancora scritto come inno. Però se dobbiamo dire che forse un brano poteva essere inteso come inno di Venezia, questo Spirito di Dio di Antonio Lotti, su parole di Zaccaria Vallaresso, poteva avere tutti i crismi per essere individuato come inno. Se fosse perpetuata, se fosse continuata la Repubblica, forse avrebbe avuto un'ottima candidatura questo. Ecco, il concetto che vorrei esprimere è che se tu vuoi che l'arte abbia il dono di diventare lingua, non devi solo essere tu a parlare, ma devi permettere a quella lingua di essere anche parlata e ascoltata, e addirittura capire non tanto l'accento della lingua, ma l'accento di chi la parla. Vuol dire che lui si prende un codice e ne parla a modo suo. Questo è molto importante, perché secondo me ciò che noi siamo come generazione, siamo veramente in uno spartiacque, una via di mezzo. Noi non lasciamo una costruzione solida a cui loro possono arredarla a modo loro. In questa vita, in questo momento, noi avevamo la coscienza del lavoro, avevamo la coscienza ma anche un po' della politica, dello stare insieme per stare insieme con le persone. Sì. Adesso, e questa pandemia ha molto accentuato questa cosa, hai delle persone sole che ricevono una specie di input continuo da fuori e che vogliono interagire. Infatti quello che io ti voglio chiedere è proprio che la domanda successiva, sempre parlando di giovani, quindi anche sulla scorta di quello che tu stai dicendo, qual è la tua sensazione, la tua esperienza su come si sentano i giovani oggi e quali siano i loro disagi, le incertezze, le difficoltà, ma anche le speranze per il futuro, perché tu, avendo a che fare con così tante persone, sono sicura che sarai diventato anche un po' il depositario delle loro emozioni, dei loro pensieri. Cosa puoi dirci? Io francamente e paradossalmente ti dico che sono io che imparo da loro, ma non è una piaggeria, è proprio imparare da loro. Vuol dire fare in modo che loro non debbano rendere conto di ciò che stanno vivendo a me, perché in un certo senso io mi sento molto più responsabile di quello che loro credono, del fatto che io stesso non riesco come generazione a dare loro tutti gli elementi che ho avuto io per costruirmi. Io vengo da Murano, è un'isola, ha tutte le cose positive e tutte le cose negative dell'isola. L'isola ti mette davanti a una tua individualità, a un tuo essere persona nel mondo, e questo fa sì che la componente artistica a Venezia e a Murano è molto accentuata. Noi inconsciamente siamo circondati dal bello, e questo bello alla fine crea in noi una specie di livello molto superiore di aspettativa. E non è semplicissimo far considerare questi ragazzi che appunto devono essere continuamente aggiornati nelle app, ragionano in funzione social, adesso fanno le lezioni in DAD. Non è semplice capire cosa provano loro, perché noi non l'abbiamo provato. Io posso capire cosa provava mio papà, io non so cosa provino loro a sentirsi in un mondo così instabile. Io credo che le generazioni nuove dovranno, costruire su una base che hanno costruito loro, non su una base che ho lasciato io. Ma quindi noi, per esempio, chiamiamoci noi adulti ovviamente, perché abbiamo figli eccetera, come potremmo spronare i giovani e aiutarli sotto profilo personale, sotto profilo sociale, culturale e lavorativo anche, visto quello che tu hai appena detto? Responsabilizzandoli. Io adesso, visto che con le lezioni online, applico Agatha Christie, la Miss Marple, certo, giudicava l'umanità mettendo ognuno nel canone che lei conosceva del suo paese, di St. Mary Mead, mi pare si chiamasse, e questo faceva sì che lei aveva una specie di cartina di tornasole, ecco. E non è facile avere un qualcosa che sia una cartina di tornasole per parlare in qualcosa che loro capiscano. Io l'unica cosa che vi dico è: ditemi cosa volete fare,
vediamo di costruire assieme qualcosa, ed è quello che è il trucco di questo coro. Però responsabilizzarli vuol dire fammi sentire come prima cantavi in coro, prima avevi l'appoggio della persona vicina, prima potevi essere preparato ma anche no, come dire, c'era proprio un'interazione conscia e inconscia. Adesso sei solo, ti ascolto se vuoi. Ecco, questa improvvisa responsabilizzazione ha fatto sì che loro tirassero fuori il meglio da sé. Ecco. Perciò, come vedi, non esiste il vaccino dell'anima, non esiste il vaccino della vita. Tu non puoi caricarli di anticorpi sperando che loro abbiano sempre la risposta corretta. Devono passare per un processo di elaborazione che forse noi, te lo dico francamente, io non credo di potergli passare. Non è un testimone semplice. Io posso solo mettergli a disposizione un contesto. E il contesto è quello che c'era prima, cioè della pandemia. Quando torneranno, perché è da 1 anno e mezzo che io non ho modo di stare con loro, a insegnare loro le parti, a vivere con loro, prendi il respiro assieme. Pensa, tu stai vivendo assieme a quelli attorno a te, tu stai creando qualcosa di comune con delle persone che fanno di tutto per aiutarti, perché aiutando te aiutano se stessi. Ho potuto constatare questa cosa, infatti. Cambiato. Adesso loro sono praticamente, e questo non è l'hashtag che ripeti come un mantra, andrà tutto bene, questa cosa è un'opportunità. Sì, è inutile che ci consoliamo prima. La sposa bagnata dice peccato che il giorno del matrimonio pioveva, dopo diciamo sposa fortunata come per consolarla, però adesso non pioveva. Perciò ti dico anche questa cosa dell'opportunità, sì, creiamola veramente questa opportunità, vuol dire tiriamo fuori anche da questo il meglio che possiamo, e il meglio che possiamo con questi giovani è dire ragazzi tirate fuori adesso voi stessi, perché non possiamo più dirvi cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché noi stessi siamo impotenti di fronte a questo. È lo stesso concetto che è stato espresso da Don Fausto Bonini, che è stata l'ultima persona che è venuta, perché anche lui, grande persona, veneziano, io l'ho definito il più maestrino dei veneziani, il suo concetto è questo: per i giovani non possiamo decidere noi, bisogna metterli in una sala e dire io vi do la sala, noi vi diamo la sala e voi vi organizzate e dite che cosa volete, che cosa pensate, eccetera. Tu stai ripetendo la stessa cosa e questo concetto dovrebbe essere capito e compreso dai grandi. Quindi noi non possiamo fare altro che non passare testimone, come appunto tu affermi e sono d'accordo, ma creare i presupposti perché siano loro a creare il proprio futuro. Certo che bisogna mettere in mano delle possibilità a questi ragazzi, non soltanto teoricamente ma anche materialmente, quindi diciamo nel tuo caso, se uno vuole cominciare a cantare, cosa deve fare? Ti iscrive, deve quantomeno essere intonato. Certo. No, nel senso, è l'unico presupposto ad essere intonato e deve essere anche conscio che è, come dire, va in una realtà collettiva. La prima cosa che dico loro, che mi hanno rinfacciato peraltro, te lo dico perché, ricordati che tu non canterai mai da solista. Tu sei parte di un coro, tu devi dare il massimo dal primo minuto all'ultimo. E credo che questo sia un handicap, perché i giovani oggi sono abituati all'ego, ci sono io prima degli altri e non insieme agli altri, quindi è un grosso problema questo. È un problema che si ovvia nel momento in cui tu crei un unicum, cioè tu da solo canti per tua zia perché ce ne sono 50.000 meglio di te, ma è la lezione di parlare perché realmente, cioè non riempire le persone di illusioni, crei una maturità anche di reazione. Sì, è vero, cioè tu devi invitare lo zio a vederti una sera, magari che ti esibisci in un locale, vengono 15 persone, 20 persone. Vuoi essere un unicum, se vuoi avere il Teatro Goldoni pieno, paganti, tu devi fare parte di un gruppo che ognuno dà tutto quello che può. E il fatto che tu non faccia solista, e te lo dico a prioristicamente, fa sì che tu non ti risparmi la voce per andare a cantare quando tocca a te, e quando canti in coro ti nascondi. L'ho vissuto sulla mia pelle, io avevo delle persone vicino che non cantavano, perché devo cantare da solista. E in un certo senso questo qua ti dice: ma perché devo tirare la caretta io? Che è un po' quello che possiede nella vita. Perché io devo lavorare e voi non fate nulla? Però ti dico questa cosa, una persona mi ha detto: però hai imbrogliato, perché mi hai detto che non hai mai cantato da solista, ma adesso tu mi ascolti da solo. Sì, è vero, però mi piace. Ecco, perciò ti dico, sapere, anche Churchill mi pare che dicesse che solo lo shock non cambia mai idea. Io non è che cambio idea, ho cambiato la vita, la vita è cambiata, di conseguenza quello che può essere un principio provvisoriamente può essere sostituito anche da questo principio, ossia fammi vedere quello che vali, fammi vedere che quando sarà il momento sarai addirittura migliorato. Questa è una maniera. Sì, e ti dico, parlavo prima di Miss Marple perché ti sto parlando
della maniera con cui io vivo e mi approccio, cioè porto il massimo sistema al minimo sistema. Io ho 2 gemelli, ho dato loro gli stessi input nello stesso momento, nella stessa stanza, sono 2 persone completamente diverse. Perciò tutto quello che è il mio potere, non so se uno ha preso da me ed è così e l'altro ha preso da me ed è così, perché entrambi manifestano un aspetto, non dico di me, ma di quello che ho cercato di trasmettervi, che io ho trasmesso probabilmente inconsciamente, certo, perché non è possibile che loro siano così diversi. Certo. E recentemente tu hai, diciamo, messo su, come si dice da noi, i corsi online, Sì. i corsi di canto, Sì. che sono una cosa eccezionale. Ci vuoi spiegare come avviene? Sì, io penso che il veneziano in generale, ma sia la storia di Venezia non sia tanto un'azione, tanto una reazione. Cioè hai una natura ostile, ti inventi Venezia, hai le acque alte, tiri sul Mose, cioè è strano come vedere che molta parte di ciò che noi siamo stati è sempre stato, non dico in contrapposizione, ma in funzione di ciò che vivevamo. E anche questa cosa ha fatto sì che io potevo star lì a imprecare il mondo cinico e baro e dire ma verrà il momento in cui saremo tutti in presenza, che ripeto, dopo 2 volte l'hashtag a me dà fastidio, cioè ripetere per autoconvinto in 3 minuti è un mantra, cioè tutti stanno lì a aspettare, sì. Io non aspetto, e questa era una mia proprio prerogativa. Dico, bene, c'era una canzone quando ero ragazzo che era la canzone di Padre Brown, sì. ma se ciò che hai fosse quello che ti resta da un naufragio sopra un'isola deserta, ecco, prendi il minimo che hai, costruisci il minimo, cioè il massimo da quel minimo lì. Ecco che la lezione online è cos'è il minimo che ci danno? Stai a casa tua e fai, bene, a casa mia le parti registrate, 3 solisti che insegnano la parte, e insegnando la parte chi canta ascolta la propria voce e poi apprende la parte così. È una cosa che ha dato una soddisfazione enorme, tanto che adesso la proporrò come Infinity Vocal, adesso la Big Vocal Orchestra diventa Infinity, cioè saliamo, siamo di livello. Ecco, a proposito di questa nuova avventura, so che appunto sono pochi giorni che hai iniziato, che adesione c'è stata? Quante persone hanno cominciato a iscriversi? Entusiastica, tanto che a noi stessi siamo molto colpiti perché dobbiamo preparare materiale che verrà inoltrato a settembre, ma è l'idea in sé che è molto rivoluzionaria. Parlavamo prima, no, del fatto di essere veneziani. Sì. Venezia, se tu leggi critici d'arte, la scuola veneta di pittura è importantissima, nel senso che noi abbiamo fatto per nostra specificità una identità talmente forte da andare a connotare dei mondi, cioè la nostra architettura, la nostra maniera di intendere le cose, il nostro camminare. Io parlo della Venezia, del centro storico, io vengo da lì. Cioè noi viviamo in una maniera che è talmente esclusiva che chi viene ne prende, cioè lo fa proprio, diventa veneziano, parlavamo dei 2 monidi prima. Sì. E questo è il senso. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra specificità sia il motore propulsivo di questa nuova maniera di intendere la vita. Quello che è l'errore più grande è che noi, a livello inconscio, stiamo noi cercando di adattarci al mondo che ci circonda, ma non in senso di contrapposizione, di confronto, ma di seguirlo. Noi dobbiamo essere una locomotiva, noi dobbiamo essere un qualcosa che fa propria identità e si manifesta forte, cioè l'architettura veneziana, le concezioni veneziane, tutto quello che è addirittura il luogo comune, il linguaggio. Lazzaretto è veneziano, ma non che voglia avere il revanchismo veneziano, ma semplicemente se tu ti dimentichi chi sei, come puoi spiegare qualcosa a qualcuno? Come puoi? Sei in attesa di sentire uno più forte di te, che urla più forte di te, certo, e che lo fai seguire. Rispondere alle tue domande è molto difficile, perché io voglio essere al servizio di ciò che tu mi chiedi e lo voglio fare in maniera leale e sincera. A rispondere, come dire, con così ce la faremo è facile, certo, dopo però farcela con quello che abbiamo in mano. E allora ti dico, proprio per fare un servizio, ti dico distruggere i luoghi comuni, cioè fare in modo di creare materiali di costruzione con tutte queste cattedrali nel deserto, che sono dei concetti che noi cerchiamo di ripeterci e di ripetere e che nessuno ascolta. Quando io vedo il precostituito, il preformatato e lo mettiamo lì ai ragazzi, cioè vogliamo esportare cosa? Quello che è una vita che, certo, che loro no. Ecco, io vorrei che i ragazzi
avessero modo, cioè la mia responsabilità è quella di costruirgli una cosa stabile, una base, un piedistallo su cui loro possono costruire, certo, e aiutarmi a capirli. Ma non è che io lo faccia una missione, perché è proprio il momento in cui tu li rendi individui responsabili che loro possono risponderti, certo. Altrimenti parli solo tu. Ultime due cose, Sì. Hai parlato appunto di Venezia, perché tu sei di Murano, quindi della parte acquea, diciamo, del nostro comune, però nel tuo coro la componente mestrina è fondamentale. Ecco, così tanto per tirarci sugli animi, dato che noi... No, ma è così. Ecco, voi fate le prove a Mestre, certo, ecco. anche a Mestre. Quindi è importante, appunto, quindi ci sono ragazzi che vivono magari già a Mestre, oppure che da Venezia vengono a Mestre e si vedono, vi incontrate e fate... Come avviene questa cosa? Avviene che avviene al centro Santa Maria di Grazie sopra, Sì. Facciamo mercoledì le prove del coro Big Vocal Orchestra, cioè la metà di Mestre, però anche qui vedi, comincia un percorso, poi non te ne accorgi e il percorso prende un'altra via, cioè quelli di Mestre vengono a Venezia. Sì. E viceversa. Perciò c'è questo scambio da molti sensi, come diceva mi Spolgri, mi pare, il Foscolo, questo scambio di passione, Sì. che è bellissimo. Cioè è vero che Venezia non è solo, difatti se tu pensi, quando tu prendi un simbolo e lo ergi a carta d'identità del tuo essere, lo stemma di Venezia, a parte il leone in Moecca, però era usato in maniera non così presente, il leone di San Marco andante ha le due zampe anteriori sulla terra e due zampe posteriori sul mare, e ha naturalmente non il Vangelo ma un libro, molti dicono il Vangelo, non esiste un Vangelo che dice quella cosa là, però tu hai un leone che è con le zampe in acqua e le zampe a terra, ed è il simbolo di Venezia, e noi siamo questo, noi siamo acqua e terra, Metà da una parte, metà dall'altra. perciò è inutile dire, non è che ti dica, però se nel momento in cui uno parla di qualcosa, un dottore per esempio, lei non fumi, lei non può fumare, fa così, dice ma che esempio mi dai? Certo. Perciò io sono primo a dirti che ti parlo di me perché io vivo così, ma quando vengo a Mestre io sento che la mia città non la sento come una città a me estranea, anzi la sento parte della mia città integrante. Bene. Ecco, i programmi per il futuro, quali sono le idee, i progetti che stai realizzando, oppure che sono ancora nel cassetto ma che magari prenderanno forma fra un po'? Allora, abbiamo a casa 300 visiere comprate per fare le prove in presenza, però limitate. Ecco, l'errore mio e di Cristina è stato quello di assecondare l'impreciso, cioè maschera, visiere, facciamo i turni, droplet, cosa? No, basta. Allora adesso noi, come dicevo prima, prendiamo il minimo che ci viene dato e costruiamo da lì. Adesso abbiamo teatri limitati, abbiamo spazi limitati, benissimo, parcellizziamo il coro, dividiamolo in nuclei, in realtà modulari, e cominciamo così, cioè non ci fermiamo. Adesso appena abbiamo modo che quest'estate finirà, il minimo che ci viene concesso lo sfrutteremo al massimo per poter comunque far coesistere questo mondo limitato a un mondo teoricamente illimitato. Queste prove online spero che possano acquisire dei nuclei pulsanti che andremo magari a toccare, a raggiungere, e sarà una maniera per tutti per stare insieme. I ragazzi, per esempio, quando i Big Vocal Orchestra fanno i concerti, molti di loro vengono a fare da staff, da aiutarci a indirizzare le persone, e questo lo fanno con una specie di entusiasmo così forte, così commovente, che tu non te ne accorgi, ma hai creato quello che volevi, ovvero un qualcosa che non dipende più da te. Sì. È proprio una nave che la lasci andare, lasci che lasci e fai in modo che chi è a bordo la guidi per conto suo. Ecco, se si volesse, appunto, e sono sicura, seguire le attività e comunque sapere gli spettacoli, le cose che farete, cosa devono fare i nostri amici che ci seguono? Usiamo la lingua che adoperano tutti, ossia il web. Il sito è www.bigvocalorchestra.it, www.vocaskyline.it. Adesso ci sarà anche la nuova www.infinivocalorchestra.it, certo. Ma quello ancora, stiamo ancora costruendolo. Certo. Perciò le altre due realtà che sono abbastanza presenti nel web, perché effettivamente è vero, anche
come dire, fossilizzarsi sul fatto no, a me il web non interessa, no, non si può fare più di 3 secondi. Io no, scardino tutto. Se devo parlare per mezz'ora, parlo per mezz'ora. Se tu stai attento, bene, anche se lezioni online. Alcuni hanno detto, l'introduzione però storica è molto approfondita, per non dire è lunga. È lunga. Guarda, fai veloce, salta i capi. Cioè, questo è il problema. La filosofia deve essere anche, non solo. Cioè, se tu vuoi, salti. Se non vuoi, non costringere gli altri a saltare. Fai in modo che questa cosa dell'anche crei appunto uno spazio più ampio di aggregazione. Certo. Bene, Marco, è stato veramente un bel incontro, una bellissima conversazione. Sono sicura che anche tutti coloro che ci ascoltano e ci ascolteranno saranno veramente presi e catturati dall'entusiasmo, ma io lo conosco e molte persone lo conoscono, ma altri lo apprenderanno già da oggi, e quindi io ti ringrazio veramente della testimonianza, sia dal punto di vista appunto della tua professione, del canto e della passione che ci metti, ma anche perché abbiamo parlato appunto dei giovani che, come dicevo, per noi sono molto importanti, e quindi grazie ancora. Grazie a te. Grazie. E ringrazio tutti voi che ci seguite, vi do appuntamento per un prossimo incontro e buona serata a tutti. Buona serata, grazie.